Parte da dati allarmanti il progetto Fallo con amore, iniziativa ideata dall'eurodeputata del PD Alessandra Moretti che punta a riportare al centro il tema dell'educazione sessuale e affettiva. Quasi un giovane su 4 non considera violenza baciare o toccare qualcuno senza consenso, mentre il 38% dei ragazzi pensa che quando una ragazza dice no in realtà intenda sì. Per circa un adolescente su 3 inoltre la pornografia è il modo più rapido per imparare la sessualità. Un quadro che secondo l'eurodeputata dimostra quanto sia urgente intervenire sul piano culturale per contrastare la violenza di genere, mentre diminuisce l'età delle vittime e degli autori di reati. Fallo con amore è un progetto che parla di amore sano e andremo a distribuire di fronte alle università del Veneto materiale informativo fatto insieme a dei medici, a degli esperti, dove diamo dei dati ma dove parliamo anche di tutta la disinformazione che riguarda l'affettività e la sessualità e di quanto sia importante parlare di rispetto, di affettività e di relazioni sane. E poi anche distribuiremo dei preservativi perché il dato più allarmante è che oggi tra i giovani purtroppo cala l'uso e la consapevolezza sull'uso sicuro. L'obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza su salute, rispetto e consenso, partendo proprio dai più giovani. Lavoriamo da anni nelle scuole di ogni ordine e grado per portare l'educazione al rispetto e all'affettività tra i più giovani. Quest'anno in particolare siamo impegnate in tutta la provincia con le scuole primarie e le secondarie di primo grado, quindi con l'elementare e le medie, con percorsi proprio di educazione al rispetto. Sono percorsi voluti fortemente dall'amministrazione comunale ma anche dalla provincia di Padova e finanziati anche dalla Fondazione Cecchettin, quindi un partenariato ampio di istituzioni pubbliche e private che permette proprio di entrare laddove purtroppo altri fondi non ce lo permettono e pensiamo però che sia l'attività fondamentale che deve essere fatta per prevenire la violenza maschile sulle donne.